La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Sportivi siciliani di TVM Palermo, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Questa è la puntata del giovedì, come al solito in diretta a partire dalle ore 21. In questa puntata parleremo anche del turno infrasettimanale di Coppa Italia del campionato di eccellenza, ma parleremo anche del campionato di promozione e anche quello di prima categoria. Pertanto apriamo ufficialmente la nostra trasmissione e lo facciamo subito appunto con i risultati del turno infrasettimanale che si è giocato ieri riguardante la Coppa Italia di eccellenza. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Sorbello Stadium di Visconte, anche in infrasettimanale per la Coppa Italia, per il ritorno degli ottavi di finale Messana contro Atletico Catania Via Grande, e si riparte dal 2-1 in favore dei giallorossi, maturato nel match di andata al Russo, quando i gol di Trigamo e Mazzola ribaltarono l'iniziale vantaggio etneo a opera di Ricco Bono. Fischia il signor Lorenzo Motta, sezione di Siracusa. Gli assistenti entrambi di Messina sono Pietro Quartaronello e Armando Rando. L'Atletico Catania Via Grande, Franchi sul punto di battuta, fischietto alla bocca e si parte. È iniziato il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza tra Messana e Atletico Catania Via Grande. L'orefice alza il braccio, chiama lo schema sul primo palo, la girata di Randis, la rosa respinge, ancora allontana il pericolo in qualche modo. In due tempi il portiere della Messana. Ora la rimessa viene battuta all'indietro da Rizzo, i tentativi di scambio con Papito, poi Deodato la mette dentro sul secondo palo. De Gaetano punta l'avversario, De Gaetano sul destro, cerca il palo più lontano e lo trova Alessio De Gaetano. 1-0 per la Messana. Palla per Papito con l'esterno, delizioso! E c'è fuori gioco, annullato il gol di Franchi. Ora un passaggio corto di Triolo, Biondo ringrazia, prova a metterla dentro, adesso il cross di Biondo, il pallone lì e Franchi l'ultimo a toccare. O forse no, Ezechiel Franchi festeggia anche Biondo, festeggiano tutti a Visconte e 2-0 Messana. Due reti di vantaggio sono più che sufficienti per alleggerire i ritmi, ma chi li alza invece è Grasso con questo Eurogol! All'improvviso siamo al 15° del secondo tempo, un gran gol quello di Peppe Grasso. Grasso per Randis, il lancio verso l'attaccante, l'uscita di La Rosa, calcio di rigore. La Rosa travolge Randis e per l'arbitro ci sono gli estremi per la massima punizione, calcio di rigore e cartellino giallo per il portiere della Messana. Grasso contro La Rosa, la rincorsa va alla Grasso e trova il gol, quello del 2-2, pareggia l'Atletico Catania Via Grande. Ora Gomez punta Fragabane, passa Gomez in area di rigore, Gomez verso la porta ed è clamoroso perché di fatto è Randis che va a schermare questa chance, è anche fuori gioco, tutto annullato. E adesso addirittura c'è la ripartenza della Messana con Sottile, con Eliander, Sottile dalla destra, entra in area, all'indietro da Gargiulo, lascia a Madia col tocco, ancora Gargiulo! E 3-2
Messana alla fine la vince! Eccoli qui i titoli di coda sul match, la Messana è ai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza al termine di questa bellissima gara contro la formazione di Mister Galfano. La spunta quella di Mister Cosimini che vince per 3-2 dopo il doppio vantaggio nel primo tempo, grazie alle reti realizzate da De Gaetano e da Franchi. C'è stata la rimonta dell'Atletico Catania via Grande e poi alla fine il gol decisivo, quello di Gargiulo. Siamo ancora ad ottobre, ma Modica e Avola si affrontano già per la terza volta in gare ufficiali nella nuova stagione. Il bilancio è a favore dei siracusani con una vittoria ed un pareggio, quello dell'andata a reti inviolate. La Coppa Italia non è più un fastidio settimanale ormai da qualche anno, ma è un obiettivo voluto da entrambe le squadre che infatti si presentano al via con due formazioni che rispecchiano, tranne che per pochi cambi, quelle del campionato. Nel Modica, ad esempio, panchina per Luca Savasta, mentre l'Avola tiene fuori Carioca dos Santos. Campo bagnato per la pioggia caduta nelle ultime ore su Modica, ma a ritmi alti sin da subito. Pronti via e subito le proteste da parte del Modica. Un rimpallo sfortunato manda il pallone sul braccio di Diop, ma l'arbitro giudica totalmente involontario il tocco del grande ex di giornata. Proteste rossoblù con un asero particolarmente scatenato. Grande occasione per i padroni di casa all'8° minuto, sempre dalla fascia sinistra. Questa volta è Cappello che serve un pallone d'oro a Capitan Valenza che tira a botta sicura, palo pieno alla destra di un immobile Santiglio. Al 19° Bonanno ha l'occasione per sbloccare il match, ma la sua conclusione è rimpallata in angolo. Il monologo dei padroni di casa continua anche nella ripresa. È il nono quando Cappello, tra i migliori anche oggi, ruba palla sulla tre quarti, serve asero nello spazio, cross dell'ex Paternò, velo di Bonanno e Torres che però perde l'attimo per tirare, poi è Touré che gli ribatte la conclusione, palla che arriva a Sessa ma la conclusione dell'ex Gela esce alla sinistra di Santiglio. Al 14° ancora un cross di Asero con il contagiri, Sessa arriva con un istante di ritardo all'appuntamento con la sfera. L'Avola si fa vedere solo in una occasione, ma rischia di fare molto male al Modica. E il 27° Carioca dos Santos, entrato da pochi minuti, lascia partire un gran destro dalla distanza. La risposta di Romano è da campione, una parata che vale un gol e che si merita il replay nel montaggio del nostro Gianni Lucifora. Al 33° Savasta è egoista nel non servire Belluso o Cappello e conclude alto. Nonostante la supremazia territoriale, il Modica non riesce però a sfondare, merito anche di un Avola ben messo in difesa che concede pochissimo. Ad 1 minuto dal termine, però, quando tutti ormai pensavano ai calci di rigore, arriva l'uomo che non ti aspetti. Christos Insidis da Salonicco, palla al piede, supera la metà campo e da 30 metri lascia partire un bolide imparabile che si insacca nel 7. Gioia incontenibile per l'ex difensore del PAOK che viene sommerso dai suoi compagni e dal tecnico Raciti. È un gol liberatorio per il Modica, una doccia gelata per l'Avola che psicologicamente era già proiettata ai rigori. Colpevolissimi nell'occasione i centrocampisti siracusani che invece di affrontare Insidis indietreggiano lasciandogli campo libero. Non succede nulla nei 5 minuti di recupero, il Modica può festeggiare il meritato accesso ai quarti di finale. Ma dico, al di là delle rotazioni, sicuramente non abbiamo fatto un buon primo tempo perché abbiamo sofferto tanto, troppo, più di quanto nessun'altra squadra mai ci aveva messo in difficoltà. E probabilmente il primo tempo il Modica meritava sicuramente qualcosina di più. Poi siamo stati bravi a rientrare in partita, siamo stati bravi a riprendere il palleggio con qualità,
Devo dire che il secondo tempo è stato molto equilibrato, si sono affrontate due squadre forti. Abbiamo concesso un tiro dai 20 metri noi e un tiro dai 20 metri loro, quindi due prodezze balistiche. La nostra non è andata a buon fine, la loro al 90esimo sì, ma abbiamo perso contro una squadra davvero forte. Probabilmente la partita di andata meritavamo un po' di più noi, probabilmente oggi un po' di più loro. Eravamo pronti ai calci di rigore, ma abbiamo preso gol al 90esimo, il calcio è così, lo accettiamo. Ti ripeto, sono molto soddisfatto della prestazione nel totale, nei 100 minuti sono contento soprattutto della reazione dei ragazzi nella seconda frazione di gioco. Forse il primo tempo siamo stati un po' troppo timidi, un po' troppo timorosi, poi siamo venuti fuori bene, quindi mi porto sicuramente a casa una prestazione alla pari con una squadra forte che punterà a vincere entrambe le competizioni, e quindi questo è qualcosa che ci deve far capire che il nostro peso è diventato importante e quindi dobbiamo continuare. Sì, sicuramente abbiamo iniziato questo campionato, i risultati oggi parlano chiaro, siamo in testa alla classifica, veniamo da 4 risultati utili consecutivi, cioè 4 vittorie, un pareggio alla prima con la Messana e poi il cammino di Coppa, abbiamo passato il turno con con il Melilli e oggi siamo venuti qui sicuramente in un campo molto difficile contro una squadra attrezzata per il salto di categoria. Ce la siamo giocata a viso aperto come ci giochiamo un po' tutte le partite fino ad oggi, quindi non posso essere che soddisfatto sicuramente di questa squadra, del mister, della società, perché comunque stiamo lavorando bene e sicuramente oggi l'Aola non è più una matricola ma una certezza, quindi è chiaro che poi le partite sono così, si giocano in questo caso 180 minuti e quindi poi chi ha la meglio, chi riesce a fare lo spunto in più, oggi si è deciso con un gol da 35 metri e quindi passa il turno al Modica, complimenti a loro, sicuramente l'hanno meritato, quindi va bene così, continuiamo il nostro percorso, usciamo dalla Coppa dove l'anno scorso siamo arrivati in finale. Va bene, ci concentreremo di più sul campionato e quindi siamo qui e andiamo avanti. Posso dire che ad oggi ad Avola c'è una grande realtà, c'è un innamoramento su questa maglia, su questi colori e ce lo dimostrano sempre giorno dopo giorno, domenica dopo domenica e quindi noi li ringraziamo tantissimo e li invitiamo comunque, anche se oggi è arrivata una sconfitta, la prima sconfitta della stagione, a non mollare, a seguire questi ragazzi che lo meritano tanto, è la società che sta facendo tanti sforzi e tanti sacrifici e quindi, ripeto, siamo molto felici e contenti di questa tifoseria e non solo la tifoseria ma anche le persone appassionate, famiglie che ci seguono. Ancora legate in avanti con Merola, intercetta il pallone Moser, ma il pallone rimane ancora in possesso della squadra di Bonfatto. Il tiro cross e c'è la rete, c'è il gol di Tedesco, un tiro che sembrava innocente quando siamo al 14° minuto di gioco. Il pallone ha preso una velocità incredibile, un tiro ad incrociare perfetto, non ha potuto fare nulla Sabella. Gran gol veramente di Tedesco quando siamo ormai al 14° minuto del primo tempo e adesso il risultato è di perfetta parità considerato il vantaggio maturato nella gara di andata da parte dello Sciacca. Siamo ormai oltre il 45°, non ho visto l'arbitro segnalare minuti di recupero, vediamo fino a quando si giocherà. Poi attenzione alla Piana, il tiro con il mancino completamente sballato, finisce qui però il primo tempo con questa conclusione totalmente fuori misura di La Piana. Termina il primo tempo, ricordiamolo, 1-0 il parziale, il gol di Tedesco sempre pettinato al rinvio, l'arbitro fischia, si andrà ai calci di rigore. Tutto pronto, rincorsa lunga di Desiderio Garufo, rincorsa anche centrale per come si è posizionato. Aspettiamo soltanto il fischio dell'arbitro.
che arriva in questo momento, la concentrazione di Garufo, la rincorsa, il tiro con il destro e c'è la rete di Garufo. Dunque Porcaro dagli 11 metri, è tutto pronto, calcerà con il destro Porcaro. Fischio dell'arbitro, la rincorsa di Porcaro, parte il tiro e c'è la rete. È tutto pronto, l'arbitro ha appena fischiato, la rincorsa di Pierce, parte il tiro e c'è la rete. Dunque Tedesco contro Sabella. Tedesco che ha già fatto male al portiere classe 2007 nel primo tempo. Vediamo se potrà riscattarsi Sabella. Tedesco calcerà con il mancino, la rincorsa, parte il tiro e c'è la rete. Tutto pronto, Teliz, la rincorsa, parte il tiro con il mancino, Teliz e c'è la rete anche di Bruno Teliz. Davide Pettinato contro Andrea Sabella. È tutto pronto, la rincorsa, Pettinato, il tiro, grande rigore anche di Pettinato, altro tiro, altro gol. Siamo tirati alla perfezione. Marcos Lettieri, classe 2002. Fischio dell'arbitro, la rincorsa di Lettieri, parte il tiro e c'è la rete. Greco, rincorsa centrale, parte il tiro di Greco, alle stelle, ed è lo Sciacca in vantaggio. Ha il match point tra i piedi Gabriel Falciano. Attenzione Falciano, la rincorsa molto lenta, il tiro con il destro, parata incredibile dagli 11 metri. Arario contro Sabella, è tutto pronto, l'arbitro fischia proprio in questo momento, la rincorsa di Arario, parte il tiro, gol e si va ad oltranza. Ambro contro La Rosa, la rincorsa di Ambro, parte il tiro e c'è la rete. Stavolta non sbaglia lo Sciacca. Trifilò contro Andrea Sabella. Trifilò, un profilo molto giovane, classe 2007 a confronto. Vediamo chi la spunta. Trifilò, la rincorsa, parte il tiro e c'è la rete. Bel rigore calciato da Ferdinando Trifilò. La rincorsa di Moser, parte il tiro e c'è la rete anche di Bruno Moser. Anche in questo caso 2007 a confronto. Merola contro Sabella, la rincorsa di Merola, parte il tiro, spiazzato Sabella. Caternicchia contro La Rosa, la rincorsa del capitano con il numero 2, parte il tiro, rete. Gran gol, grande rigore realizzato da Caternicchia. Tutto pronto, Calaiò, la rincorsa, il tiro alle stelle e lo Sciacca prosegue il proprio percorso in questa Coppa Italia. Ce l'ha fatta la squadra nero-verde dopo il rischio con il rigore fallito da Falciano. Questa volta a sbagliare è stato Calaiò, che ha calciato anche lui come il suo compagno di squadra Greco alto sopra la traversa. Lo Sciacca, detentore della Coppa Italia, prosegue il proprio percorso e accede ai quarti di finale della Coppa Italia d'eccellenza. Messo da parte il turno infrasettimanale di Coppa Italia del campionato di eccellenza, voltiamo pagina, parliamo di promozione, subito il girone A. Si è giocata la terza giornata di andata, eccola qua la schermata con i risultati.
Aspra Aragona Calcio 3-3, Alcamo 1928 batte Città di Casteldaccia 3-0, pareggio tra Atletico Partinico e Città di Marineo Calcio. 1-1 il risultato finale. Vince fuori casa lo Sport Palermo 1-0 contro il Casteltermini, pareggio tra Mazzara 1946 e Gemini Calcio. Salemi batte Margheritese 2018 2-0. Camporeale Calcio batte Terasini Mundi 2-0 ed infine il Fulgatore che vince in casa del Valderice 1-0. Guardiamo la classifica, in testa abbiamo un terzetto. Atletico Partinico, Gemini Calcio e Mazzara 1946 con 7 punti, 6 punti per Alcamo 1928, Sport Palermo e Fulgatore, con 5 Aragona, 4 punti per Città di Marineo Calcio e Salemi insieme alla Margheritese 2018, con 3 punti Casteltermine e Camporeale Calcio, 2 punti per il Terasini Mundi, 1 punto per Valderice Calcio ed Aspra. Chiude la classifica il Città di Casteldaccia con 0 punti. Benvenuti dallo stadio Don Pino Puglisi di Montelepre da Giuseppe Morello per la gara fra Atletico Partinico e Città di Marineo Calcio Academy, valevole per la terza giornata del girone A di promozione. Capitan Scrozzo per l'Atletico Partinico e Capitan Maggio per il Città di Marineo Calcio Academy. È tutto pronto, si parte. La prima sortita del match è del Città di Marineo. Maggio, palla dentro, Diouf in qualche modo e poi stava per arrivare Pirrotta. Prova a schermarlo Anselmo, si allarga da Mastropaolo. Ce l'ha sul destro, attenzione. Calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Marineo. Va Pirrotta, va il 9. Pirrotta con il destro. 1-0 per il Marineo. L'ha sbloccata il 9 al minuto 36. Ma l'Atletico Partinico, ovviamente col suo bomber Cannavò, reagisce al minuto 44. Ancora Cannavò, spara la porta. Cannavò si può girare, sempre Cannavò, palla dentro ancora, Scrozzo in area, Scrozzo! Su assist di Cannavò, ci pensa il capitano, 1-1. E sulle ali dell'entusiasmo del gol del pareggio, marcato esattamente alla fine del primo tempo, entra carichissimo l'Atletico Partinico che con Drago sfiora un gol. Zona tiro! Incredibile, traversa e poi la palla non entra. D'Agostino entra dentro l'area, D'Agostino, grande giocata, palla in mezzo! Occasione enorme, Cannavò! Occasione enorme. Finisce qui allora 1-1 fra Atletico Partinico e Marineo. Terza giornata del campionato di promozione, girone A tra Mazzara Calcio e Gemini. Dal limite dell'area di rigore parte Mangiapane, la palla si infrange sulla barriera, poi Colle il tentativo col mancino. Berri ancora a tener viva l'azione per il Mazzara. Berri, il mancino è troppo debole, troppo centrale. La battuta lunga di Omar Sfarra a cercare l'inserimento di Civello che entra in area di rigore, viene messo giù. C'è il fallo commesso dal numero 13 Miceli. 5 giocatori del Mazzara all'interno dell'area di rigore, va a Palazzo, la conclusione deviata dalla barriera e poi per poco Sfar non arriva a deviare. Gemini ancora in proiezione offensiva con il pallone per Mangiapane che prova a mettere in mezzo il colpo di testa di Giordano e poi è Civello a evitare il calcio d'angolo. Attenzione perché è un 4 contro 2, Melia allarga sulla sinistra per Perrone, Perrone in area di rigore, Perrone può concludere, il sinistro rimpallato. Adesso prova ad avanzare col numero 10 Muratore che trova un bel corridoio per Bataev, palla in mezzo con l'intervento di Civello ad anticipare Sassi ma non è finita, poi Berri che poi alza la testa, trova ancora sulla fascia sinistra Colley che supera due avversari, entra in area di rigore, Colley in mezzo, ancora De Santis a evitare il peggio, va a vuoto Rustico, poi ancora De Santis alza un campanile. Palazzo non riesce a intervenire prima di Marrone, poi si rifugia in fallo laterale, ancora Licata che riesce a superare due avversari entrando in area, la palla per Marrone e poi Colley, ancora Colley al limite dell'area, la palla per Marrone che col mancino Berri, attenzione un 3 contro 3, Berri allarga sulla destra per Rosella che entra in area di rigore, poi prova a metterla in mezzo, tutta la tribuna a chiamare l'uomo a Berri, poi Rosella
può provare nuovamente a mettere in mezzo del Perrone che non arriva a deviare sotto porta. Palla per Perrone, si chiude il triangolo tra i due, ancora Civello, mette in mezzo Civello, c'è Rosella ben piazzato, non inquadra però lo specchio della porta Rosella. Pallone per Berri, la palla finisce ancora a Berri che poi prova il destro, finisce lontano dalla porta. La battuta da parte di Rosella direttamente verso la porta, la deviazione, allunga la gamba Sfar con il Gemini che però resta in proiezione offensiva, finisce a terra Veca, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Perrone, 1 contro 1 con Messineo, Perrone al limite dell'area, ha lo spazio per il tiro, il destro, il palo di Perrone! Perfetta il destro a giro che poi è stato respinto dal palo. La conclusione da fuori del Gemini col muratore è triplice fischio che arriva adesso. Mazzara Gemini e Storia, una bella partita terminata 0-0. E parliamo adesso del girone B. Eccola qua la schermata dei risultati della terza giornata di andata. Orlandina Calcio batte Torregrotta 1973 1-0. Futura batte Sant'Angiolese 2-1. Vince il Pro Falcone fuori casa 4-0 contro il Città di Galati. Città di Mistretta batte Nuova Rinascita 2-1. Città di Villafranca batte Comprensorio del Tindari 1-0. Vince anche fuori casa la Luntina 3-1 contro il Gangi. L'Ascari Cefalù batte Nicosia 2-1 e Promende batte Monforte San Giorgio 2-0. In questo girone B sono due le squadre che in questo momento sono al vertice della classifica. Parliamo della Città di Villafranca e Futura, al primo posto a punteggio pieno con 9 punti. 7 punti l'Ascari Cefalù, con 6 Città di Mistretta e Promende Calcio, 5 punti Orlandina Calcio, con 4 Pro Falcone, Aluntina e Nicosia, 3 punti per Monforte San Giorgio e Gangi, con 2 Nuova Rinascita e Sant'Angiolese, 1 punto per Torregrotta e Città di Galati. Chiude all'ultimo posto il Comprensorio del Tindari con 0 punti. Terza giornata del campionato di promozione siciliana girone B, il Lascari Cefalù torna a casa, torna allo Stadio Ilardo per cercare di mantenere la striscia positiva tra le mura amiche di fronte il Nicosia. In una partita da non sbagliare, con le immagini prodotte come sempre da Pietro Piazza iniziamo il film della gara che parte a rilento e con una palla gol subito per Mocciaro respinta con perdite dalla difesa del Nicosia. Dall'altra parte prova a farsi vedere la squadra in maglia biancorossa con questo cross in mezzo alla ricerca di Baldanza, anticipato con la palla che termina in calcio d'angolo. Insiste dall'altra parte dopo qualche minuto, poco dopo la mezz'ora, il Lascari Cefalù con questo cross in mezzo alla ricerca di Mocciaro, però Tiscione arriva, anticipa il suo compagno di squadra e mette la palla fuori. Poco dopo, al minuto 41, occasione ancora per il Nicosia, conclusione con il tentativo ancora di Baldanza sotto porta, ma la sfera non arriva tra i pali difesi da man mano e sull'uscita dell'ex portiere della Supergiovane Castelbuono termina il primo tempo. Si passa alla ripresa, al 51esimo, azione quasi da rugbista da parte di Peppe Fazio che riesce a sfondare, poi lo scarico per Pippo Tiscione che la piazza e la mette all'angolino là dove il portiere del Nicosia non può arrivare e allora al minuto 51 cambia il parziale a Lilardo, segna Pippo Tiscione il suo primo gol davanti ai suoi nuovi tifosi, poi l'Ascari Cefalù riesce in qualche modo a gestire, ma al minuto 70 c'è questa azione sulla sinistra con la sfera che arriva a Da Silva Alves, chiusura magistrale di Macaluso che nega il gol agli avversari. Passano 3 minuti e contropiede da manuale dell'Ascari Cefalù, innescato Pastorella che si invola verso la porta avversaria, apre il piattone come ha fatto Tiscione prima, questa volta azione a specchio ma l'esito è lo stesso, è il 2-0, segna Salvatore Pastorella, secondo gol consecutivo in casa per lui in campionato con la maglia dell'Ascari Cefalù e soprattutto una rete pesantissima perché consente all'Ascari Cefalù di allungare, si porta in avanti il Nicosia, apre spazi ai contropiedi, qui un retropassaggio mortifero, per poco non regalava a Taibi la palla del 3-0 al minuto 76, passa appena un minuto Garcia dopo questo contrasto, si becca il secondo giallo, Nicosia con 2 gol in meno e un uomo in meno, ma comunque con la capacità di reagire e al minuto 83 con l'uscita incerta di man mano segna Ramos il gol del 2-1
riapre la partita, dunque la squadra ospite potrebbe profilarsi un finale al cardiopalma, ma il Nicosia non riesce a trovare gli spazi ed anzi al 90° è proprio il Lascari Cefalù a sfiorare il gol del 3-1, qui innescato ancora una volta Taibi che si porta la palla sul sinistro, ma c'è un autentico miracolo da parte del portiere ospite che nega il 3-1, ma poco male perché il Lascari Cefalù vince ancora in casa. Alla prossima! E parliamo adesso del girone C. Si conferma al vertice il calcio Santa Venerina, ma guardiamo i risultati delle partite che si sono svolte domenica. Calcio Santa Venerina batte Aci Bonaccorsi Calcio 2-0. Atletico Messina Sant'Alessio 1-1, Belpasso 2014 batte Città di Misterbianco 3-0, Bronte Calcio batte Santa Domenica Vittoria 3-0, pareggio tra Riviera Nord e Ionica FC 1-1, Valdinisi Calcio batte Atletico Catania 4-0 ed infine Città di Aci Sant'Antonio, Città di Mascali 2-2. E come vi avevo anticipato, Calcio Santa Venerina solitaria in vetta in questa classifica. Al primo posto con 9 punti, 7 punti per Belpasso 2014 e Ionica FC, con 6 Valdinisi Calcio, 5 punti Città di Aci Sant'Antonio e Bronte Calcio, con 4 Città di Mascali ed Atletico Catania, 3 punti Aci Bonaccorsi Calcio e Sant'Alessio, con 1 punto Atletico Messina, Riviera Nord e Città di Misterbianco. Chiude la classifica il Santa Domenica Vittoria con 0 punti. Primo punto stagionale per il giovane Atletico Messina che dopo 2 sconfitte consecutive trova finalmente il sorriso davanti al proprio pubblico. Al Sorbello finisce 1-1 contro un Sant'Alessio coriaceo e pericoloso fino all'ultimo, ma frenato da un super Previti tra i pali. Parte forte la formazione di mister Midiri, imbucata precisa di Moauro per Di Natale, ma il guardalinee alza subito la bandierina. L'Atletico insiste con il 2004 Guglielmo che va via sulla corsia a mancina e mette in mezzo un pallone d'oro per Morauro che manca l'impatto per centimetri. Brutto colpo per i padroni di casa al 43esimo, fuori Guglielmo, dentro Sturniolo che però più tardi sarà decisivo. Prima dell'intervallo si fa vedere il Sant'Alessio con un tentativo di De Marco, ma Previti è attento e blocca sicuro. Ripresa di tutt'altro ritmo, il Sant'Alessio parte fortissimo e dopo pochi minuti è già Previti a salvare l'Atletico sulla incornata di D'Amico, ma il portiere nulla può quando Giuseppe De Marco finalizza l'ottimo assist di Cavallaro e porta in vantaggio gli ospiti. Il Sant'Alessio spinge ancora De Marco, poi Altamirano su calcio piazzato e infine Arias, ma Previti è insuperabile e con 3 interventi decisivi tiene in vita l'Atletico. E al 70° arriva infatti l'episodio che cambia il match, fallo in area di Lafauci su Sturniolo, l'arbitro non ha dubbi e concede il rigore. Sul dischetto va proprio Sturniolo, rincorsa, tiro e gol con un pizzico di brivido, ma l'Atletico riacciuffa il pari. Gli uomini di Midiri ci credono, poco dopo ancora Sturniolo segna di testa ma è in posizione irregolare. Tutto inutile, il punteggio resta sull'1-1. Finisce così al Sorbello, Atletico Messina e Sant'Alessio chiudono sul nulla di fatto. Primo punto in classifica per i padroni di casa che lasciano l'ultimo posto. Il Sant'Alessio sale a 3 punti e si conferma in zona bassa, ma viva protagonista assoluto, senza dubbio lui, il portiere Previti, muro insormontabile tra i pali. Torna tra le mura amiche l'AC Sant'Antonio che dopo il sonoro 0-5 rifilato ai danni del Santa Domenica di Vittoria sfida l'Ostico Città di Mascali. Formazioni separate da un punto in classifica, un pareggio ed una vittoria per i biancazzurri, una vittoria per il Mascali a quota 3 punti dopo il 4-0 di settimana scorsa contro l'AC Bonaccorsi. Passano soltanto 3 minuti, Bella in impostazione, vede lo scatto di Litteri che attacca lo spazio, taglia la strada a Papa con furbizia, scavetto su Vecchio e un invito comodo per Licciardello che mette dentro a porta vuota e fa 1-0. Poco dopo altra chance importante, angolo da sinistra, sfera che arriva sul destro di Caserta che spacca la porta, ma per il direttore di gara è fallo in attacco fischiato ai danni di Lopresti e resta tutto com'è.
Dall'altra parte si accende allora Tornitore che viene imbeccato nello spazio, punta l'uomo, dribbling secco ma è strepitoso l'intervento di Giannetto che stoppa tutto. Lato Aci Sant'Antonio ad accendersi invece Licciardello, galvanizzato dal gol, qui giocatona sulla fascia, pallone in mezzo messo fuori, sciuto, stop e calcia, sfera alta. Tocca al Mascali rispondere, il solito Tornitore a bussare dalle parti di Biondi, punizione centrale. Trovano varchi i padroni di casa lì davanti, qui Lopresti riceve largo sulla sinistra, può puntare Papa, servizio per il taglio di Litteri che entra in area, va col mancino, non trova però il bersaglio. È 1-0 al riposo, meglio l'Aci Sant'Antonio, nella ripresa subito Motta in avanti per Litteri che mostra tutta la sua classe, stop e tiro al volo clamoroso, stava per fare un gol spaziale il numero 9. Poco dopo altra chance, sciuto su punizione, respinge Vecchio, poi Lopresti sulla respinta, riflesso strepitoso e palla in angolo. Sono però sempre i padroni di casa a spingere, qui sfera scodellata in mezzo e messa fuori ancora da Vecchio, resta lì il pallone, Licciardello calcia come può e colpisce incredibilmente il palo. Motta in avanti per Litteri, pallone che passa, allora Fichera può azionare il motore, bruciato Villani nell'1 contro 1, entra in aria, siede Vecchio a porta vuota, deposita in rete, azione stratosferica di Matteo Fichera, una freccia, 2-0, incontenibile nell'1 contro 1, devastante. Entra Dama nel Mascali, qui un saggio delle sue qualità, spalle alla porta, palla visionaria per Tornitore che fa i buchi per terra, destro piazzato nell'angolino ed è 2-1. Nemmeno un minuto dal gol di Fichera, accorcia subito il Mascali col suo fuoriclasse, ma non è ancora finita, 5 giri d'orologio, Dama prende posizione a centro area su calcio d'angolo e trova incredibilmente il pareggio, 2-2. Sono questi i suoi gol, zampata ravvicinata. E adesso Aci Sant'Antonio che prova a riportarla dalla sua parte, lo fa con Fichera, giocata super sulla sinistra e poi destro fortissimo, di poco fuori da un talento all'altro. Qui Tornitore riceve su rimessa laterale di Marraffino, spalla alla porta, passa in mezzo a tre, poi spara il destro, Biondi salva tutto. Nel finale poi proteste Aci Sant'Antonio, sempre azione da rimessa laterale, Guagliardo calcia, reclamano un penalty i biancazzurri, ma non viene segnalato nulla dal direttore di gara. E di fatto sarà questo l'ultimo frame di questa sfida, triplice fischio al comunale di Aci Sant'Antonio e 2-2 contro il Città di Mascali, Sant'Antonesi che torneranno in campo domenica nel big match contro il Santa Venerina. Tra pochi istanti al Sorbello Stadium di Bisconte andrà in scena la terza giornata del campionato di promozione Girone C. Il Riviera Nord ospiterà la Ionica, padroni di casa che scendono in campo con Amante in porta, Maceli, Visconti, Brancato, Capilli, Brancati, Doddis, Portovenero, Buda, De Marco e Roll. Ospiti che rispondono con Pontette tra i pali, Sturiale, Staris, Pereira, Savoca, Oguvide, Lanza, Bozzanghi, Etondi, Franzino e Favata. Si parte! Visconti in profondità per Buda, prova a servire Portovenero, esce bene Pontette. Va giù Buda, niente fallo secondo il direttore di gara. Roll cerca Portovenero, Portovenero entra in aria, mancino, Pontette la fa sua in due tempi. Punizione per gli ospiti, va Pereira col destro, si alza troppo il pallone. Pallone in profondità a cercare Lanza, Lanza fa rimbalzare il pallone e poi chiude benissimo Brancato. Staris va da Pontette, il portiere aspetta troppo, poi recupera Portovenero che intercetta, ancora Portovenero, punta l'aria, la mette in mezzo, la sfera De Marco, mette in corner Savoca.
Buda, cross, intercetta Staris, poi arriva Portovenero che gliela porta via. Portovenero ce l'ha sul sinistro, calcia Portovenero, deviazione corner. Cambia gioco il Riviera Nord sull'out di destra dove c'è De Marco. De Marco punta l'avversario, se la sposta sul mancino, potente ma impreciso. Termina così il primo tempo. Alza un campanile Brancato dalle parti di Portovenero che aspetta il pallone, arriva prima del difensore. Portovenero cerca il tiro, complicatissimo da lì. Pontet sbaglia, recupera il Riviera. Portovenero per Buda, Buda carica il mancino, non c'entra lo specchio. Portovenero da calcio d'angolo la mette in mezzo, Pontet con i pugni, poi arriva Roll, deviazione corner. Dalla bandierina batte Buda, pallone in mezzo sul secondo palo, arriva De Marco che di testa sblocca la partita, ma attenzione, per il direttore di gara è fuori gioco. Dalle immagini non risulta assolutamente il fuorigioco, ma intanto il gol è annullato. Butta il pallone in avanti il Riviera, sbaglia Staris che regala il pallone a De Marco. De Marco col mancino e sblocca il match. De Marco, stavolta è tutto buono. 1-0 per il Riviera Nord, a segno il numero 9 De Marco. Batte velocemente il calcio di punizione la Ionica, cercato Savoca, la mette in mezzo dove c'è Dos Santos che anticipa il difensore e pareggia subito i conti. Ha pareggiato la Ionica 1-1. In gol il numero 19 Dos Santos. Pereira con il mancino allarga sulla destra dalle parti di De Clo, salta secco Brancato col sinistro, manda alto però Brancato. Batte il calcio di punizione, cercato Buda che va di testa, Pontet e poi libera Staris. Ultima occasione per la Ionica, calcio di punizione, va Staris, va con il mancino direttamente in porta. Amante la fa sua e arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Finisce in parità la sfida tra Riviera Nord e Ionica 1-1. Succede tutto nel secondo tempo, al gol di De Marco risponde il numero 19 Dos Santos. L'Aci Bonaccorsi si imbatte nella seconda sconfitta consecutiva dopo il pesante scivolone di Mascali e si arrende di fronte alla capolista Santa Venerina che passa al comunale con un gol per tempo. Nulla da rimproverare, è stata una prova di coraggio di fronte a un avversario più quotato. Prove generali per il proseguo stagionale che vedrà i gialloverdi di scena a Mascalucia nel prossimo turno domenica in casa dell'Atletico Catania. Informazione iniziale, il tecnico Peppe D'Antone conferma Abbascià in mezzo al campo e mette in panca Divenuto, schierando così tra i titolari Solimene. In retroguardia spazio di nuovo a Tonsuso nel pacchetto centrale. Proprio Solimene e Abbascià propongono qualcosa di interessante nei primissimi giri di lancette, allargando per Nicosia che va da Solimene, Bovo Allegue esce tempestivamente. Incidono di più gli ospiti che passano al quinto, nessuno si occupa di Sinatra. Zanella così servito sale a sinistra e mette in mezzo per il numero 10 del Santa Venerina. Tutto estremamente semplice nel controllare e battere in rete 0-1. Gara subito in salita per l'Aci Bonaccorsi che a metà tempo va in protesta per questa presunta entrata di Carbonaro su Abbascià. Per l'arbitro Piccitto di Ragusa è simulazione, ammonito il numero 4 di casa, ma è un episodio sicuramente da lente di ingrandimento che rivediamo. Uno di quegli episodi che potrebbero svoltare l'inerzia della gara. Nulla di fatto e allora Santa Venerina 2 volte vicino al raddoppio. A negarglielo è Pappalardo che prima ferma un pallonetto di Lopez e poi un tiro da distanza ravvicinata di Carbonaro. Parate importanti e decisive che mantengono il risultato aperto. Così Costantino prova a prendere in mano il gruppo guadagnandosi una punizione in mezzo al campo. Abbascià va a lungo, pesca Calarco, assist di petto nel cuore dell'area di gol, racca di prima intenzione, altissimo. Ripresa, spingono i gialloverdi, di occasioni però non se ne vedono. Qui un corner allontanato da Bovo Allegue e, come è accaduto a inizio match, la prima in classifica del girone C di promozione non si fa trovare impreparata al primo pallone utile, quello del minuto 10. Punizione di Sinatra allontanata da Pappalardo, scapellato dal limite, esalta i riflessi del portiere di casa che nulla può però su Carbonaro.
Anche l'autore del raddoppio è lasciato libero di agire sotto porta. Risultato 0-2. Sarà questo il finale di partita. Ancora Aci Bonaccorsi nel tentativo di riaprirla, Racca al lancio, Calarco in ritardo. Poi al quarto d'ora, ecco le carte, Cerasuolo è divenuto per una scossa da parte di D'Antone, che però produce solo questo tiro dalla distanza da parte di Divenuto appena in campo, come detto, mentre il rischio di incassare il tris incombe dalle parti di Pappalardo per 2 volte, più un palo di Carbonaro innescato da Lopez, sul quale l'Aci Bonaccorsi dice grazie, e il tutto quando i titoli di coda stanno già andando in onda. L'Aci Bonaccorsi intorno alla mezz'ora è volenteroso sull'asse Nicosia spampinato a destra. Il cross di quest'ultimo si traduce in una rovesciata di Costantino senza esiti, mentre i 10 minuti finali sono per La Spina e Cucuzza da poco in campo. Quest'ultimo, ispirato dall'ennesima giocata di Abbascià, disegna una diagonale che si perde al lato della porta del Santa Venerina. Mister, 2-0 contro questo Aci Bonaccorsi che comunque ha dato impressione di avere solidità anche mentale, perché subire dopo 5 minuti un gol e comunque rimanere in partita sino all'ultimo dimostra comunque di avere un certo tipo di carattere. Cosa vi è mancato a voi in alcuni tratti della partita, soprattutto nel primo tempo? Perché abbiamo visto alcune disattenzioni. Sono d'accordissimo con la tua analisi, è una bella squadra, combattiva, solida, che secondo me in casa farà benissimo. Campo difficile, non era facile stare in piedi oggi. A noi ci è mancato purtroppo un po' di lavoro sporco a centrocampo, perché la squadra era un po' allungata e quindi abbiamo sofferto sulle seconde palle e sulle palle lunghe anche. Che campionato sarà? Che girone interessante è questo girone C? Perché l'Aci Sant'Antonio non molla, il Bronte è un po' a tratti, voi comunque siete una conferma con una rosa interessantissima. Ma sarà un campionato bellissimo, perché finora tutte le partite che abbiamo disputato sono state veramente difficili. I miei colleghi lavorano bene durante la settimana, quindi ogni domenica è una nuova sfida, è come uno scacchiere, no? Chi è più bravo a muovere le piedine riesce a spuntarla, quindi sono felice del risultato di oggi. È anche vero che comunque dal punto di vista del vostro budget battete tutti, perché la vostra è una rosa interessante, di grande esperienza, e forse l'esperienza può essere la carta in più rispetto a tante altre squadre. Assolutamente sì, noi abbiamo giocatori del calibro di Nino Carbonaro, Totò Sinatra, i fratelli Scapellato, Pietro Basile, ne potrei nominare tutti, attenzione, forse se dimentico qualcuno poi qualcuno si dispiace, quindi sì, i giocatori di esperienza in queste categorie fanno assolutamente la differenza. Hai messo da parte il settore giovanile, adesso ti sei cimentato nel difficile campionato di promozione, perché non è mai facile, comunque anche se uno ha una bella rosa, vincere i campionati. Tu ci stai tentando, qual è la differenza che stai già incontrando? Perché le differenze si incontrano subito quando poi uno va nella mischia. Vincere il campionato è una parola grossa, noi proveremo a fare bene. Il settore giovanile, il Catania, rimane sempre nel mio cuore perché quella è casa mia. E naturalmente i bisogni sono diversi perché i ragazzi hanno famiglia, lavorano, quindi rispetto ai giovani che a 360 gradi si dedicano, diciamo, a questo sport, loro hanno bisogno di più attenzione, ecco, i grandi, di essere anche un po' coccolati a volte. Quindi ti sei adeguato? Ma assolutamente, ho trovato un gruppo fantastico, i ragazzi mi fanno stare bene, li ringrazio. Mister D'Antone, settimana scorsa brutta prestazione contro il Città di Mascali, oggi la squadra quantomeno ha cercato di venire fuori anche da una crisi psicologica, ha tenuto bada anche a questo Santa Venerina, gli episodi forse un po' condannano, cosa c'è di buono e cosa c'è da migliorare? Ma c'è di buono le reazioni, i ragazzi oggi sono stati in partita per tutti i 90 minuti. Purtroppo manchiamo di esperienza, come ho detto, di esperienza, perché non prendere gol dopo 5 minuti a freddo ci ha condizionato la gara e poi alla fine un calcio di rigore che ci poteva stare per noi a metà del primo tempo, quando avevamo preso campo con una squadra di questo calibro. Poi le immagini, però purtroppo parliamo sempre degli stessi episodi, io non scherzo, non voglio alibi. Però è da 2 anni che alleno questa squadra, questa società, è da 2 anni che ci vanno contro costantemente. Ora non è un alibi per la sconfitta, sono contento che i ragazzi in parte hanno reagito, ma settimanalmente è diventato veramente impossibile a livello mentale non trovare la forma e la condizione e la cattiveria agonistica, ma combattere con questi arbitri, perché è diventato veramente assurdo.
Comunque, va bene così. È anche vero che, come hai detto bene tu, dopo il gol a freddo, la squadra ha preso campo, ha preso metri, ha spostato anche un po' il baricentro in avanti, però poi dopo sotto sotto i gol non arrivano. Sì, oltre l'episodio che poteva cambiare la partita, perché poi se vai sull'1-1, se concretizzi il calcio di rigore, il discorso cambia. Sicuramente abbiamo avuto diverse palle e gol, delle ripartenze più che altro con un superiorità numerica e non siamo riusciti in alcuni casi neanche a calciare in porta, perciò sicuramente lì abbiamo molto da lavorare e non ce lo possiamo permettere con queste squadre, perché alla prima occasione, come si è visto, ti hanno punito, poi abbiamo fatto noi del nostro meglio per restare in partita e poi su una palla inattiva occasionale hanno trovato il secondo gol e lì noi abbiamo tentato e ci siamo esposti anche alle ripartenze pericolosissime loro. Infatti alla fine potevano magari fare qualche altro gol, però sarebbe stato ingeneroso come lo è stato domenica scorsa con Mascali, sarebbe stato un po' pesante. Si riparte da questo 2-0, adesso settimana prossima lo scontro, non dico diretto, contro una concorrente per la salvezza, l'Atletico Catania, però si riparte con la determinazione di fare il prima possibile i punti per dare serenità all'ambiente. Certo, noi ogni partita non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento. Oggi i ragazzi hanno, ripeto, poca esperienza. Nei primi minuti abbiamo subito un gol che ci ha un po' condizionato la gara, però voglio dire hanno messo l'anima e il cuore, di questo io ne sono contento. Abbiamo peccato sotto porta, non siamo stati lucidi e con queste squadre paghi perdendo le partite. Poi possibilmente con altre squadre del livello inferiore del Santa Venerina magari le cose possono andare diversamente, ma ripeto, pensiamo una partita alla volta, cerchiamo di fare più punti possibili nel girone d'andata per capire dove possiamo essere collocati alla fine del campionato. Questa prossima settimana sarà dunque una settimana importante anche dal punto di vista mentale. Sì, no, io questa settimana l'ho fatta stare sereni nonostante la sconfitta sonante che c'era stata a Mascali. Ci siamo allenati seriamente, con molta voglia. E diciamo che la prestazione oggi l'hanno fatta, ragazzi. A livello tattico non abbiamo subito niente, loro non ci hanno mai sovrastato a livello di gioco, facevano dei lanci lunghi avendo gente come Carbonaro e Sinatri, chiaramente sulle seconde palle erano molto pericolosi, però dico il gioco, se mi posso permettere, l'ha fatto la mia squadra, ha messo palla a terra e ha cercato di fare, è arrivata nella tre quarti avversaria, però diciamo ci è mancata quella lucidità e quella cattiveria o quell'esperienza che queste squadre hanno di fare male. Però ripeto, ci lavoreremo e piano piano cerchiamo di prendere consapevolezza dei nostri mezzi, perché io sono sempre dalla parte dei ragazzi, i ragazzi hanno dato il massimo, perciò non io posso rimproverare niente. Chiudiamo il tabellino del campionato di promozione con il girone D. Subito i risultati della terza giornata. Scicli Pro Ragusa 3-3, Atletico Megara batte Calat 2-0, pareggio tra Gimini Cascordia e Serra di Falco. Acragas SLP batte Notocalcio 2-1, Città di Canicattini batte Frigentini 2-0, Sommatinese batte Gela 2-1 ed infine Priolo FC batte Santa Croce Soccer 2-1. Due le squadre al vertice in questo girone D del campionato di promozione, parliamo del Priolo FC ed Acragas SLP. Entrambe appaiate con 9 punti, con 7 Gimini Cascordia, 6 punti Città di Canicattini e Santa Croce Soccer, con 5 Sommatinese Calcio, 4 punti Pro Ragusa, Atletico Megara e Serra di Falco, 2 punti per il Notocalcio, 1 punto per il Gela con lo Scicli, 0 punti Calat e Frigentini. Terza giornata nel campionato di promozione, l'Acragas di Mister Sebi Catania torna davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di proseguire a vele spiegate la corsa in vetta. Dopo il convincente 4-0 in trasferta contro il Città di Canicattini, i biancazzurri vogliono confermarsi tra le protagoniste assolute del girone D. All'Esseneto arriva il Notocalcio, formazione solida ancora imbattuta, 2 pareggi nelle prime 2 uscite, pronta a dar fastidio e a rovinare i piani di padroni di casa. Cipolla e compagni devono tenere la guardia alta, serviranno fame, lucidità e concentrazione per superare anche
anche questo ostacolo e continuare a sognare in grande. Formazione dell'Agragas con Manna, Camilleri, Cipolla, Nodo, Fragapane, Rizzo, King, Marchica, Jama, Ten Lopez e Tripoli. Risponde il nodo con Scialbì, Fontana, Di Dio, Greco, Brancato, Fronterre, Giarratana, Aleici, Calocane, Sanchez e Castro Reis. Partiamo allora col film del primo tempo, 4 minuti, calcio d'angolo sul secondo palo, svetta Capitan Cipolla, la sua una sponda per il colpo di testa di Nodo che però la manda oltre la traversa al 16esimo. Agragas, lancio lungo di Camilleri per Ten Lopez, tripletta nell'ultima gara per lui. Ten Lopez, conclusione sul primo palo, risponde bene Shaibi. Gli ospiti non vogliono fare solo da comparsa, apre a sinistra Di Dio per Castro, il controllo del numero 10 che punta il diretto avversario, sterza, c'era sul destro, il cross a destro per il tentativo di deviazione in area di rigore del compagno che fa la guerra. Alla fine parte il mancino che termina tra le braccia del portiere, ma arriva anche un fischio, fallo di mano di Fragapane presunto tale sulla conclusione di Sanchez. Allora calcio di rigore per il nodo, con lo stesso Sanchez che batte il portiere e trova il gol a sorpresa. Gli ospiti avanti all'Essenedo, Agragas 0, Noto 1. Il gol è di Nico Sanchez al 20esimo. Al 25esimo però la punizione di Jama è sempre interessante. Ten Lopez colpisce di testa, parata in due tempi di Scialbì, minuto 40. Ten Lopez per Jama, si vola verso l'area di rigore avversaria, vince il duello anche grazie al rimpallo, prova a scartare il portiere che lo travolge letteralmente. Anche questo è calcio di rigore. L'Agragas si può riscattare proprio alla fine del primo tempo, siamo al 41esimo. Jama dal dischetto non sbaglia, spiazza il portiere e porta sull'1-1 i suoi. Proprio a 4 minuti dal duplice fischio all'Essenedo, la formazione padrone di casa riesce a raggiungere il nodo. Formazioni negli spogliatoi. Con questo parziale noi siamo pronti a raccontarvi del film della ripresa, non molte emozioni ma quelle giuste. 55esimo, Jama in azione personale, ne salta uno e ne salta due. Il pallone per vie centrali dove King in progressione salta un avversario, lo scavetto per il compagno Tripoli che è glaciale davanti alla porta e fa 2-1. L'Agragas l'ha rimontata, l'Agragas l'ha ribaltata e adesso è avanti contro il nodo. 61esimo, ancora Jama, elemento in più per i suoi. Gran pallone qui disegnato per Ten Lopez che è il tempo di stopparla, poi il difensore prova il pressing, lui col sinistro calcia, deviazione in calcio d'angolo. 71esimo, King in verticale per Ten Lopez, sfera che finisce in mezzo. Gambino non arriva all'appuntamento col gol, entra Erbini per Camilleri, poi all'87esimo calcio di punizione di Jama che voleva ancora la gioia personale, ma Scialbì dice no, finisce così all'Essenedo e ancora vittoria per l'Agragas che dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo la ribalta con Jama e con il gol di Tripoli. Amici sportivi è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Dopo il campionato di promozione, subito la schermata con i risultati, le classifiche del campionato di prima categoria.
Con i risultati e le classifiche dei 6 gironi del campionato di prima categoria chiudiamo qui lo spazio del giovedì di penalty in onda sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo mercoledì come al solito a partire dalle 15:30 ed in quel caso parleremo invece del campionato di eccellenza ma anche e soprattutto del campionato di Serie D. Appuntamento alla prossima settimana. Für die Saint-Louis, Nummer 11, Claude. Il nuovo orario di penalty, ogni mercoledì alle 19:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma siamo anche visibili sul canale 19 di TVM Palermo alle 15:30 sempre di mercoledì. Da non perdere!